Kdo ve, kakšno podobo bi danes imel Beneški arhipelag, če se v 6. stoletju na tukajšnje otočke pred barbarskimi vdori ne bi zatekli prebivalci Ogleja. Benetke so odtlej doživljale vzpone in padce. Postopoma pa so tukajšnji prebivalci naselili vseh 118 otočkov in jih med seboj v mesto, kakršnega poznamo danes, povezali 435 mostovi. Arhitekturni biser letno semkaj privabi prek 25 milijonov turistov iz celega sveta. Salvatore Majda, ki se v Benetkah že 48 let ukvarja z gostinstvom, pred njim pa sta se z isto dejavnostjo ukvarjali njegov oče in ded, turiste pozna da obisti, pravi. Abbiamo molti gruppi che si svolgono molti gruppi perché la gente, come tutto il mondo, ha pochi soldi, non ha più tanti soldi come ne aveva prima. Prima si bevevano solo l'elite, però prima arrivavano 50, adesso arrivano 5.000, ecco la differenza. Množicam navkljub pa Benetke ostajajo očarljivo mesto. Nada Degan meni, da je potrebno turista le pravilno usmerjati. Io li porto sempre nei posti nascosti dove non c'è il turismo. Questa è una città magica in questo senso. Le strade dei turisti sono la Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco, le Mercerie Rialto. Appena uno gira l'angolo trova Venezia sconosciuta, Venezia che è Venezia. Oggi gli abitanti sono un po' meno di 60.000, quindi non sono molti, però per esempio durante l'ultimo secolo di vita della Repubblica di Venezia qui c'erano 200.000 persone. È che non c'è molto a livello divertimenti, cosa. Alle 11 d'inverno è chiuso tutto, bisogna dirlo, ci sono poche attività tra virgolette, però è una città che sì, è piacevolissima dal punto di fare le passeggiate e questo già la città è una scenografia. Le lučaj stran od znamenitega mostu Rialto lahko na primer občutite utrip mestne tržnice in ribarnice, kjer vas bodo domačini še vedno poučili o lokalnih dobrotah. Le sardine Isaur, che sono la specialità veneziana, diciamo. Poi anche fritture miste, hai capito, calamari, canestelli, le cozze. V Benetke pa se ne splača odpraviti zgolj zaradi znamenitosti sprehodov ali dobre hrane. To mesto ostaja še vedno in predvsem bogata zakladnica preteklosti, z vsemi bolj ali manj pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi. Marco Polo, Giacomo Casanova, Antonio Vivaldi so tu živeli in ustvarjali ali zgolj ponesli slavo Benetk v svet. Tudi zato je danes to eno najbolj občudovanih mest na zemeljski obli.